Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'Aspetto Calciomercato Batman Napoletano, come state? Spero tutto bene. Qui ci ritroviamo nell'ultimo video che uscirà oggi, cioè quello del post partita di Italia-Norvegia che si sta giocando al momento, che è l'81esimo al San Siro di Milano. Pochi minuti fa la Norvegia ha segnato il gol del 3-1, ora vi dico i marcatori. Allora, per l'Italia ha segnato Esposito al 10° minuto e Antonio Nusa al 63° minuto. Haaland ha segnato al 77° e al 79° minuto e ha fatto in questa stagione, dall'inizio di stagione, 54 gol in 20 partite internazionale che Manchester City. Voglio, ma stiamo a parlare, cioè stiamo dicendo, questi sono numeri da mostro, voglio, questi sono numeri da pallone d'oro, sinceramente. Vabbè, risultato 3-1, come vi ho già detto. Poi l'Italia per i primi 45-47 minuti di gara ha dominato la partita, ha giocato molto bene. Infatti, secondo me, ti ho detto, se continuiamo così, vinciamo questa partita 2-3-0 a vincere. Poi si è rivelato di no, stiamo perdendo 3-1. Haaland, soprattutto il primo gol, ha fatto un bellissimo gol, in mezza rovesciata, cioè ha alzato il piede, così, cioè prendete me sembra Haaland, questa è la gamba, la mia mano destra è la gamba d'appoggio, questa gamba che ha tirato, ha fatto appoggio, ha alzato il piede, pum, cioè voglio che culo ha fatto, questo, cioè, questo è un mostro, questo è un mostro, voglio, questo è un mostro. State tranquilli, tempo 3-4 anni, Real Madrid vincerà la pallone d'oro, Champions League e mondiale con la Norvegia, state tranquilli. Vabbè, stavo dicendo, primi 46-47 minuti l'Italia ha dominato, infatti sto dicendo che questa partita si può vincere se continuiamo così e possiamo arrivare ai mondiali a giugno giocando un signor calcio e almeno superando gli ottavi di finale, arrivando ai quarti, semifinale. Se vogliamo esagerare pure a finale, però non voglio esagerare. Però va bene. Allora, poi dopo diciamo i primi 47 minuti di gioco, appena le squadre sono rientrate dai spogliatoi, se la Norvegia il calcio segna. Fin qua devo segnare, devo dimostrare chi sono. Infatti, non da meno, ha fatto tipo 25 gol, 25, 20, al momento penso che siamo a 26 gol. Cioè, solo per far capire, solo in questo girone, cioè, l'Italia, come voleva dimostrare, non è a livello di una nazionale come la Norvegia in questo momento. Poi può essere pure che mo che andiamo ai spareggi là, ai playoff, può essere pure che vincimmo mondiale, l'europeo, vincimmo mondiale per i prossimi 4 anni, oppure essere. Intanto Barella sta uscendo, entra Buongiorno, sta uscendo pure Bastoni al posto di Buongiorno e Barella al posto di Ricci. Diciamo che si sono ballati un poco perché Barella è uscito al posto di Buongiorno che è andato a fare il difensore e Bastoni poi è andato, cioè è uscito ed è entrato Ricci, c'è un casino. Intanto parata del portiere sul calcio d'angolo della Norvegia, siamo cioè, quasi all'86esimo minuto, mancano 4 secondi più o meno. Vabbè, la Norvegia comunque secondo me, a parere mio, è una delle favorite per il mondiale. Cioè, in questo mondiale, secondo me, è una delle favorite per almeno arrivare in finale.
o almeno farà più gol di tutte le squadre. Intanto, verso il 67esimo minuto, a San Siro si è rivelato un tifoso norvegese che ha buttato l'acqua in testa intenzionalmente intanto la Norvegia sta attaccando con Oscar Bob. Attenti, attenti, va buttato. Ok. Perché ha lanciato la bottiglia d'acqua, là, o bicchiere, un gol hanno tifoso dell'Italia. Adesso ci sono quasi in Coppa allo stadio. Infatti, poi intanto Di Marco che urla, non so perché. Ah, per fare. Intanto ci sta il numero 14, il numero 24 della Norvegia, che praticamente, wow, oggi si è fatto dei capelli tipo la tigre, volesse favorire. Il numero 14, sì, che praticamente si è fatto tutto giallo, rasato a due, penso, e praticamente tutto giallo con delle macchie, tutto qua, nere, parla lo parte, pa. Tanto cambia per la Norvegia, entra Ostigard, che attualmente al Genoa, in punizione per la Norvegia, solo un barriera che fa Donnarumma, entra Ostigard, in questo preciso momento, all'87esimo e 46. Tra l'altro che ex giocatore del Napoli, è stato venduto nella stagione 23, dopo nell'estate 23-24, dal passaggio del 23-24 a 25, 24-25. Intanto Aius, secondo me, intanto siamo all'88esimo minuto, non so se l'arbitro darà tempo di recupero, secondo me sì perché sta perdendo un bel po' di tempo su questa punizione. Intanto esce Erling Haaland che sta applaudendo sotto la parte degli ospiti dei tifosi norvegesi. Secondo me oggi Gattuso mo finisce la partita che l'Italia va negli spogliatoi. Secondo me fa una capotanda, a così, oi, a così, di a dire, se voi avete fatto un buon primo tempo, ma a prescindere da tutto, avete fatto hanno fatto, l'Italia ha fatto un buon primo tempo, oggi ha fatto un bel primo tempo, perché mi ricordava il 2000, quando l'Italia ha vinto l'Europeo nel 2021, la Crea, 2020, 2021, boh, nel 2021 era. Mamma mia, mi ha fatta ricriare, voglio. Poi non si è capito, appena sono rientrate dai spogliatoi nel secondo tempo non si è capito più niente, hanno fatto con la Norvegia là. Intanto stanno inquadrando lo stadio San Siro che si sta svuotando di tifosi norvegesi, italiani se ne stanno andando in questo momento. Intanto è il 96, il 90esimo. L'arbitro ha dato 3 minuti di recupero, me ne aspettavo, devo dire, me ne aspettavo 2 di recupero. Se posso dire, intanto la Norvegia sta cercando di passare il pallone, mo sta provando, ora sta nell'area dell'Italia, sta cercando di attaccare con Oscar Bob. Intanto fallo per la Norvegia. Forse ammonito Cristante? Ho battuto sempre Riesmond là. Intanto la Norvegia, i giocatori della Norvegia stanno per esultare, stanno tutti in fila, ma così, stanno tutti quanti in fila, tutti quelli della panchina di Haaland e il vice allenatore pensa della Norvegia, no, l'allenatore della Norvegia sta dando gli applausi a tutti quanti, tutti i preparatori e cosa. State tranquilli che mo finisce la partita, esultano con me che qua giù. Intanto sta per battere la punizione, l'ho scucciato, ma ha battuto, sta per tirare una reggia, presumo che è nell'area di rigore, cross sono nell'area di rigore, no? Ok, buttala avanti come ti chiamano? Buttala! Ma che fai? Scumolo, stai buono cagà. Meno male, sono andati nell'area di avversaria, meno male. Intanto c'è l'Italia, i tifosi italiani che sono al momento allo stadio, se ne stanno tutti andando in fila, cioè non si sente più un'anima italiana, cioè non stanno più esultando, non stanno più incitando l'Italia. Cioè, pure il telecronista l'ha detto, che si stanno sentendo solo, nello stadio si sentono solo i tifosi del
della Norvegia. Cioè, boh, intanto la Norvegia sta attaccando, chiudilo, chiudilo, mettigli là nel piede, chiudilo, chi sta fai tirare? Ha maviato un altro gol, ha maviato 4 gol. Cioè, sta a Giuma, che stiamo facendo? Intanto tutti i giocatori lo stanno abbracciando. Cioè, a Giuma, che stiamo facendo? Cioè, intanto va tu su un quadrato disperato. Cioè, guarda là. Cioè, guarda là. Intanto sta vedendo un sacco di team. Donnarumma insistito. Cioè, i tifosi con la bandiera di Haaland. Ma è finita la partita, arbitro. Calma fa. Fai riprendere, a me sta messo io. Fa. Cioè, guarda là. Ma perché non l'hai chiuso? Mi metti un pezzo Raffaele, no? Che almeno non pigliavi quello subito. Ma pure tu, Donnarumma, ma che fai? Cioè, ma che fai chi sta? Ma che fa? Donnarumma, ma stai buono, ya? Hai pigliato 4 gol, hai pigliato un gol e più all'andata. Cioè, ma che stiamo a dire? Cioè, qua non stiamo ballando. Oh, c'è la Manage World Cup, oppure non si va al mondiale per i prossimi 5 anni. Cioè, intanto la partita è finita, abbiamo perso 4-1. L'arbitro sta parlando con Donnarumma, là ci stanno dicendo, boh, beh, ci stiamo guaiati veramente. Vabbè, grazie a tutti per la visione, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, ciao.